Terzo appuntamento con Agenda Digitale 2025. Oggi siamo a Verona e siamo qui a visitare 3700, che è la scelta che ha fatto il Comune di Verona per far sì che l'Innovation Lab abbia una sede importante in centro qui a Borgo Roma, e che dà la possibilità a tanti cittadini veronesi, insieme a quelli che potranno frequentare le palestre digitali distribuite nella provincia di Verona, di iniziare concretamente quel percorso di condivisione verso questa competenza digitale che sarà la nuova frontiera dei cittadini veneti. A Verona siamo qui anche a parlare di trasporti, perché crediamo che il compito della Regione sempre di più sarà quello di essere capace di aggregare dati che abbiamo da tanti sensori nel nostro territorio, e Verona è sicuramente uno tra i più importanti, e questi dati che avremo in futuro capaci poi di essere interpretati e restituiti alle pubbliche amministrazioni affinché possano fare le scelte migliori dal punto di vista infrastrutturale, scelte migliori anche nei mezzi da utilizzare per una mobilità all'interno delle città che sia sempre più sostenibile, così come ci viene indicato dall'Europa. Allora, il Veneto ha messo come priorità l'informatizzazione di tutta la parte relativa ai trasporti. Col piano dei trasporti che è stato approvato nel 2020, direi che ha posto il Consiglio regionale gli obiettivi principali per poter procedere. E noi stiamo lavorando come uffici, siamo partiti intanto sulla parte di strutturazione di un sistema di recupero di tutti i dati, perché sono alla base di qualsiasi lavoro, recupero di dati in tempo reale sui flussi di traffico sia del trasporto pubblico, sia del trasporto privato, sia delle merci, e contemporaneamente stiamo lavorando sul fronte invece di offrire dei servizi verso l'esterno per tutti coloro che utilizzano i trasporti, ormai siamo tutti noi. Il tema della bigliettazione unica è focale in questo campo, e direi che sulla parte principale che stiamo portando avanti sperimentale tra Venezia e Verona dovrebbe partire ormai a mesi, quindi direi all'inizio dell'anno prossimo. Se ci pensiamo, di fatto è un sistema che è difficile da mettere a punto, ma che di fatto nelle autostrade c'è già, perché già oggi è possibile entrare a Bari e uscire a Torino attraversando varie autostrade gestite da vari concessionari e pagare una volta sola solo a Torino. E poi c'è un sistema di ripartizione delle varie bigliettazioni, che ha portato a facilitare di molto la vita di chi viaggia per lunghi percorsi. Ecco, il concetto è lo stesso, i sistemi informatici ci sono già, dobbiamo cercare la soluzione per coordinare le varie sistemazioni, le varie formule di bigliettazione dei vari soggetti. Purtroppo sono molti di più che le autostrade e non sono tutti gestiti da un'unica società, e quindi il lavoro grande è quello di creare il dialogo tra questi soggetti, ma questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Allora, parlare di ruolo del digitale nel mondo della mobilità e dei trasporti è di per sé affascinante, ma anche una valenza trasversale, non solo perché va ad impattare e riguarda il mondo produttivo, ma anche perché va ad interessare la quotidianità del singolo cittadino e va ad interferire con quelli che sono i nostri spostamenti per lavoro, per casa, per motivi di tempo libero. Verona si presta molto a ricoprire la funzione di città pilota proprio per la sua posizione, perché comunque è all'incrocio di due importantissimi corridoi europei, perché è interessata da un interporto che è primo a livello europeo, tra i primi posti, a un aeroporto, a una rete intermodale per il trasporto delle merci molto importante, ma anche una rete ferroviaria di primaria importanza. Quindi tutto ciò fa sì che Verona si presti per poter applicare il digitale in quella che è la mobilità sia delle persone che delle merci. Lo stesso piano regionale dei trasporti che abbiamo approvato l'anno scorso, il Consiglio regionale, il 14 luglio del 2020, parla di un Veneto sostenibile, di una mobilità sostenibile per un Veneto connesso e competitivo. Sicuramente questa connessione e questa competitività non può non passare
passare per il digitale e all'interno del piano riveste un ruolo di primaria importanza.